baciarti perché me lo hai chiesto tu. L'ho fatto per te, perché eri la mia migliore amica e volevo aiutarti a fare esperienza. Dio, ero così contenta che ti eri confidata con me. Lo hai detto tu. Sono gli anni 70, non dovrebbe essere uno scandalo se ti piacciono le donne. Un po' le mantenuto il segreto. Tu invece hai fatto girare la voce che la lesbica sono io e che sono io che ti ho baciata quasi costringendoti. E allora, chi se ne importa se ci hanno visto? Proprio tu te ne fai un problema. Dicevi tanto hai viva l'amore libero. E poi appena 4 bacchettoni ti dicono che siamo invertite e che lo andranno a dire a tutti i pezzi belli di iniziare così. Sì, non è passato neanche un giorno e già mi guarderò come fossi un appestato. Ho trovato assorbenti usati sul sedino della bicicletta, scritte oscene sui muri del mio palazzo. Addirittura mi chiamano a casa per fondi. Ti rendi conto di quello che mi stai facendo passare? Io non mi sarei tirata indietro se ci avessero preso di entrambi. Non avrei scaricato tutto su di te, ti avrei aiutata a reagire. Avrei potuto tradirmi in questo modo. Ah sì, dovrei pure perdonarti. Certo, come no? Che importa se dovrò sorbirmi le prese per il culo dei nostri compagni tutti i giorni per i prossimi mesi? Che vuoi che sia? Anzi, magari ti proporrei scusa io. Come si fa a litigare adesso? Non puoi andare da loro a dire che la verità è un'altra, probabilmente nemmeno ti crederebbe. E poi, nonostante tutto, non voglio che quello che stanno facendo a me faccia male. Adesso non puoi metterti anche a piangere, non è giusto. Sì, ok, anch'io. Beh, certo, lo spero per te, è ovvio.
Siamo colleghe e anche un po' amiche, ma non dobbiamo per forza essere fatte fuori entrambe. Solo che io non so cosa fare. Sono disperata. Non so neanche come dirlo al mio compagno. Non ha un lavoro stabile al momento. E proprio adesso, tu lo sai. Cazzo, perché proprio io? Ho dato il sangue per questa azienda sin dal primo giorno. Non guadagno niente chissà che. Io davvero non riesco a capire, mi sembra assurdo, tutto così all'improvviso. Sì, ottimizzazione delle risorse. Non si sa nemmeno cosa voglia dire. Scusa, tu come fai a sapere? Non hai ricevuto la lettera? E in ufficio non giravano voci di licenziamenti. Come fai a sapere che una delle motivazioni è proprio quella? Guardami, dimmi la verità, mi stai nascondendo qualcosa? Tu c'entri qualcosa? No, aspetta, credo di non aver capito. Mi stai dicendo che avevano intenzione di licenziare te? E pur di salvarti il culo li hai convinti a mandarmi a me? E cosa avresti fatto? Non gli avrei mica detto che sono incinta. Come hai potuto fare una cosa del genere? Mi fai schifo! Ti rendi conto che sono nella merda più totale? Certo, tu hai due figli. Non potevi rimanere senza stipendio, invece io sì! Tu hai mutuo, danza, calcio. Io invece ho solo la vecchia casa dei miei. Che naturalmente sono ancora senza figli. Ma io gli faccio causa. Vi faccio causa a tutti! E ringrazio a Dio che non mi cavo gli occhi! Allora ogni tanto ti ricordi di avere una madre. Su, coraggio, entra, ti preparo un caffè o preferisci un tè o dei biscotti buonissimi? Ah, giusto il tempo di un saluto proprio. Capisco, ormai si va sempre di corsa, ma sono settimane che non ti vedo. Almeno sediamoci un attimo. Va bene, restiamo in piedi. Allora, come sta la mia nipotina? Non me la porti mai? Sì, lo so, è un viaggetto. Meglio farla stare con l'altra nonna. E allora, come mai sei venuta a trovarmi? Sei sempre tanto di fretta. Non avrai certo fatto tutta questa strada solo per passare a salutarmi 10 minuti? Sì, lo so che volete vendere la casa e comprare un'altra. Fate bene, la bimba cresce, poi magari arriva un secondo, meglio una casa più grande. Se potessi io vi aiuterei, ma con questa misera pensione che prendo. E se nel frattempo che vendete la casa ne trovate un'altra, però volete venire a stare qui qualche giorno, anche portare oggetti, vestiti, qualsiasi cosa, questa casa è a vostra disposizione. Che vuol dire che io non ho più una casa. Ti diverti a prendere in giro tua madre. Non mi importa se vi invaderete la casa, ci stringeremo. Io non ho firmato nulla, quali documenti? Ma quelli erano per il cambio di conto corrente. Mi consigliasti tu di cambiare la banca e... Aspetta. Mi hai fatto firmare una cosa per un'altra. L'hai fatto apposta. Quel giorno hai portato anche la bambina, io ero distretta da lei e tu mi hai fatto firmare. Come potevo immaginare che mi stessi imbrogliando? Sono tua madre. Cosa direbbe tuo padre se fosse ancora vivo? Non avresti intenzione di mandarmi a vivere? Sentiamo. Casa di cura. Cura di cosa? Che cosa vuol dire che io non ci sto più tanto con la testa? Pensi che io sia pazza? No, puoi farlo. Non puoi vendere questa casa, non puoi sbattermi in una casa di cura qualsiasi e pensare di stare a posto con la coscienza. No, non puoi farlo. Non importa se io sono sempre sola, se tu non mi vieni mai a trovare, io sono autosufficiente, io non ho bisogno di aiuto, tu non puoi sbattermi fuori di qui, tu non puoi farmi questo. Dove vai? Non pensare di andartene così, sono tua madre. Tu non puoi farmi questo, non puoi, non puoi.
che la vita mi tradisce. Ma non è colpa della vita in sé, perché quella sarebbe anche bella nonostante tutto. E la colpa ce le hanno le persone. E nessuno è escluso. Vorrei averlo capito molto prima. E adesso che ci penso, avrei dovuto capirlo già a 8 anni. Quando mio padre ha cominciato a mettere il suo lavoro davanti a me, ma credo di essermene resa conto soltanto quando la vedi di verità. Mi ha patito per non compromettere la sua reputazione. Ed è stato ancora più chiaro quando ho divorziato appena 3 mesi dopo essermi sposato. E non avrei dovuto sorprendermi quando la mia collega non ci ha pensato 2 volte prima di fargli le scarpe. Ma adesso che persino mio figlio mi ha tradita, ne ho l'assoluta certezza. Il mondo è pieno di persone che indossano delle maschere e tu non te ne accorgi. E ti illudi, ti fidi, ti affezioni. Ma poi, proprio quando meno te l'aspetti, loro se la tolgono e li vedi per quello che veramente sono. Dei mostri. Dei veri mostri. Il tradimento fa parte di noi, di tutti noi. Adesso lo so. E lo so perché oggi, per la prima volta in vita mia, l'ho fatto anche io. Sì, ho tradito anche io. Così, per vedere che si prova. Tanto, che cos'altro ho da perdere? Avevo promesso alla mia compagna di stanza che avrei coperto i suoi fruttarelli della dispensa. E invece oggi l'ho detto a tutti. E lei è scoppiata a piangere dalla verità. Io le ho detto scusa, non lo so perché l'ho fatto, ma ragione non c'è. Sai, io non ci sto più tanto con la testa. Judas, scritto e diretto da Antonio Maria Monaco, che prego di raggiungermi qui davanti per un'ultima breve intervista. Antonio, una parola per chiudere il tuo pezzo. Niente, io ho voluto raccontare la storia di questa donna che nell'arco della sua sfortunata vita ha dovuto affrontare vari tradimenti. Però è sempre cercato di andare avanti, continuare a credere nell'amore, nella famiglia, nell'amicizia. Però poi alla fine ha capito che dentro di lei qualcosa era cambiato, comunque il tradimento non è proprio una sé. E per capire un tradimento, per capire se lo puoi perdonare o meno, devi anche provare. Quindi questo raccontare. Direi ottimamente, fra l'altro con un artista di varietà. Giada, Elena, Arianna, Michele e Dai. Molto bene.